Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 9 aprile. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale: Covid in Veneto, la variante XE. Nel veneziano i primi 2 casi in Italia, un trentenne e un bambino di 1 anno. L'esperto: più contagiosa ma non più pericolosa. Sì alla quarta dose degli over 80. Questa è la sintesi proposta nel Gazzettino, che in prima pagina presenta così il tema. Arrivano dal veneziano i primi 2 casi della variante XE del Covid-19, l'ultima della serie a essere identificata dopo Omicron 2. A contrarla un bambino di 1 anno e un trentenne, entrambi non in gravi condizioni. Il sequenziamento è stato effettuato dal laboratorio di genetica e citogenetica dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Il responsabile: Favaretto. La XE è come se avesse una marcia in più rispetto all'Omicron 2, incapacità diffusiva, ma non è più pericolosa, non porta complicanze particolari in pazienti sani. Intanto via libera il vaccino per gli over 80. Ma in prima pagina sul Gazzettino trova anche spazio, come è ovvio aspettarsi, anche il tema della guerra in Ucraina. Strage di civili alla stazione, l'ultimo orrore del conflitto. I missili uccidono 50 persone. Aspettavano il treno della salvezza, sono stati investiti dalla morte. A metà mattina a Kramatorsk il massacro è già compiuto. 50 civili uccisi, 50 vite, principalmente donne e anziani in fuga, tra loro anche 5 bambini. E questa notizia, questo tema, viene ripreso nelle prime pagine del giornale, intitolate La tragedia senza fine, con riferimento alla guerra in Ucraina, della quale, a testimonianza della quale vengono riportate anche varie fotografie, per esempio dei bagagli abbandonati, ma anche dei cadaveri delle vittime del massacro registrato nella giornata di ieri alla stazione di Kramatorsk. E c'è anche l'immagine di un missile, il razzo per i bambini, l'espressione per i bambini tra virgolette, e i sospetti sui filorussi. Ordigno in uso anche alle forze di Mosca. Gli USA non hanno dubbi, sono stati loro. Vendicare e non colpire i bambini. Una pista porta ai ribelli del Donbass. Si tratta di un missile lanciato contro la stazione di Kramatorsk, un missile tattico che le forze armate russe dicono di aver dismesso nel 2020, anche se in Ucraina sono comparsi i lanciatori per questa arma. Nel missile si legge la scritta per i bambini, e le possibili interpretazioni di questo messaggio sono 2. Il Gazzettino poi passa a parlare delle reazioni a livello internazionale relative alla guerra in Ucraina. Von der Leyen a Bucha: umanità in frantumi. La Presidente della Commissione europea: Kiev vincerà, Putin deve essere sconfitto. Consegnato a Zelensky, il premier ucraino, il dossier per l'ingresso nell'Unione Europea. Abbiamo mobilitato tutto il nostro potere economico per far pagare un caro prezzo alla Russia. In arrivo altri 500 milioni di aiuti militari. Ci prenderemo cura dei profughi finché servirà. Queste alcune rassicurazioni della Presidente della Commissione dell'Unione Europea. L'operazione finirà presto. Mosca alza il tiro su Odessa. Il Cremlino evoca lo stop al conflitto. La Turchia: nuovi colloqui a Istanbul. Guerini, il ministro della difesa italiano, pessimista su possibili intese. Bombe russe anche nel sud del paese. Il Gazzettino cambia poi tema e affronta quello delle elezioni presidenziali francesi, dove si confronteranno
12 candidati, i principali Macron e Le Pen. Ma andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino per raggiungere quelle che riguardano la provincia di Belluno e che si aprono con la notizia del regalo della De Rigo ai suoi lavoratori. Caro gas, De Rigo aiuta i lavoratori, questo è il titolo. La famiglia stanzia dal patrimonio personale 1,2 milioni, andranno a 870 dipendenti che riceveranno in media 1.400 euro. Un supporto ai più colpiti dalle conseguenze economiche, un sostegno concreto contro l'aumento del costo della vita. Questa è la spiegazione dei dirigenti De Rigo, meglio della famiglia De Rigo, a questa iniziativa. Ma andiamo all'interno del giornale. I timori di Lattebuschke, più rischi per i piccoli. I 151 soci ieri in assemblea hanno approvato all'unanimità il bilancio della cooperativa, espressi i timori per il futuro. Reggeranno meglio le grandi stalle. Il direttore generale di Lattebuschke, Bortoli, avvertiamo la forte necessità di aumentare presto i costi. E poi l'articolo sulla De Rigo che regala 1.400 euro a ogni lavoratore, un aiuto per far fronte alle bollette. La famiglia, proprietaria del colosso dell'occhialeria e della refrigerazione, attingerà dal patrimonio personale per questa donazione. La città di Belluno sarà ponte tra monti e laguna. Il candidato del centrosinistra, Giuseppe Vignato, promette una leadership forte in contatto con comune, regioni e Stato. Ieri Vignato, appunto, ha presentato la sua squadra per la corsa da sindaco, annunciando di voler elevare Belluno con un gruppo coeso. Al centro dei nostri obiettivi politici sono i cittadini, oltre alle associazioni e alle categorie economiche. Massaro non sarà in squadra e scatta l'incidente diplomatico, il gruppo del sindaco in bilico. Questo è il titolo del Gazzettino, che vuol dire che durante la conferenza stampa Vignato ha detto che il sindaco uscente Massaro non farà parte della sua squadra, e una dichiarazione che la lista che ha sostenuto Massaro in movimento, che ancora sostiene Massaro, ha detto dichiarazione non essere stata concordata e quindi si è riservata un po' di tempo per decidere la sua posizione. Agricoltrice con la laurea, Chiara Bortolas guida Coldiretti Rosa. È una biologa bellunese, la presidente nazionale Donna Impresa, che guida 207.000 aziende in Italia. Un giovane su 2 beve e si ubriaca, il 7% si droga. Risultati sconcertanti nel questionario a 3.046 studenti della provincia di Belluno. Risultati che sono stati evidenziati in un convegno tenutosi ieri al centro Giovanni XXIII di Belluno. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Turismo, l'occasione delle piccole imprese. Un gruppo di giovani feltrini in prima linea per aiutare nella promozione. Nuova segnaletica all'ecocentro di Feltre, pedoni più sicuri. Invertito il senso di marcia e predisposta una apposita corsia. Malga Campon, nuova strada, ma l'agriturismo slitta ancora. Siamo al confine tra Fonzaso e Pedavena. Verrà sistemata la via da Casere Boschi alla struttura, impegnati 285.000 euro. Il rincaro delle materie prime complica altre opere e il gestore è andato dal legale. Strada 251 per Zoldo.
caccia a 50 milioni di euro. Vertice ieri in prefettura a Belluno per un piano di messa in sicurezza della provinciale. 3 le fasi di lavoro, con la terza in galleria. Il primo intervento emergenziale prevede la riapertura già lunedì, poi si passerà alla parte di consolidamento. Accordo ACC SEST di Limana. CGIL rivendica i meriti. La CISL ironica. La FIOM spiega perché non ha firmato l'intesa sui dipendenti, ma la CISL ribatte: siete critici d'arte, non sindacalisti. Sono valutazioni diverse sull'accordo che è stato trovato. Salta il rally della Valbelluna, già organizzato. Un danno enorme, sottolineano gli organizzatori. Il prefetto non ha dato il via libera adducendo questioni di sicurezza. Circa 200.000 euro buttati al vento, il comune vicino agli organizzatori. Si tratta del comune di Borgo Valbelluna. Limana, l'ex vice sindaco nel gruppo misto. Non riconosco la maggioranza, nuovo passo indietro di Edi Fontana e la minoranza si preoccupa. Scatta l'austerity per pagare i debiti. Ieri in consiglio a Santo Stefano di Cadore il piano per restituire i 700.000 euro incassati per errore 10 anni fa. Servirà una cura da cavallo. La Corte dei Conti potrebbe commissariare il bilancio per i cittadini, luci spente, taglio ai contributi e raccolta rifiuti. Cortina Banca in assemblea con un utile di 1,7 milioni. Anche quest'anno l'assise si svolgerà con delega dei soci. E dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi, che apre il giornale sempre con la notizia della donazione di 1,2 milioni agli operai da parte della De Rigo. Gratifica per 870 dipendenti del gruppo di occhialeria e refrigerazione, per ringraziarli dell'impegno. Ma la fotonotizia della prima pagina è dedicata a Chiara Bortolas, nominata a capo di Donne Imprese di Coldiretti, e al suo consiglio di comprare bellunese anche per cercare di arginare lo spopolamento che sta interessando la provincia di Belluno. Ma eccoci sulle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno, la prima dedicata alle farmacie. Venturelli lascia vendute le 3 farmacie. Il fondo Ippocrates rileva il negozio di Piazza Santo Stefano e la farmacia Perale in centro. Dolomiti acquista Farra dal Pago. Ritmi disumani e crisi di personale. Mi piange il cuore, ma ero sfiancato. Questa la dichiarazione di Gianfranco Venturelli, ex titolare della società Venture Pharma. Farmacie Dolomiti cresce, 5 punti vendita per il gruppo bellunese. La mission tutta locale della società. E per il presidente di Federfarma provinciale Grubissa, paghiamo carenza di farmacisti e mancanza di giovani. Negozi aperti per le palme per la giornata di domani e una notte rosa all'orizzonte. Queste le iniziative del Consorzio Centro Storico di Belluno. I negozianti del cuore della città capoluogo credono nella ripartenza. Il 2 luglio daremo il via a 6 giovedì estivi e pensiamo già al Natale. Il comune di Belluno accetta i manifesti per le vetrine sfitte girati ad Ascom. Sono 130 le immagini regalate da Damiano Perale, i locali sono privati dal Poz, dobbiamo capire cosa potremo fare. Il Ministero firma il decreto,
Al comune di Belluno 20 milioni per la rigenerazione urbana 2. 13 i progetti presentati, lavori dal polisportivo all'ex caserma dei pompieri e l'assessore Frison, grande soddisfazione, sono un'eredità per la prossima amministrazione. Supporto psicologico a chi ospita i profughi ucraini. Il fondo welfare, insieme alla provincia di Belluno, ha organizzato un incontro online per aiutare le famiglie locali a gestire i traumi della guerra dei profughi ucraini. Vignato lancia la sua coalizione Idee, Competenza e Freschezza. Si tratta del candidato sindaco del centro-sinistra di Belluno. Ci saranno 4 liste, 3 civiche insieme al PD. Il centro-sinistra non è mai stato così unito, ma abbiamo appena visto sul Gazzettino di qualche perplessità della lista di Massaro in movimento. Bortolas, comprate bellunese per fermare lo spopolamento, e qui c'è un articolo che è anche una intervista alla nuova presidente di Donne Impresa di Coldiretti, che ha una azienda agricola alle porte di Belluno in via Bettin. Noi donne sappiamo coniugare la sfida del mercato con il rispetto dell'ambiente. Questa è una delle sue sottolineature. Eccoci sulla pagina di Feltre. Nuova viabilità all'ecocentro, auto indirizzate in salita. Le modifiche richieste da Belluno, finanziate dal comune con 34.000 euro. Il nuovo assetto facilita il flusso dei veicoli e rende più sicuri i pedoni. Ex casa di cura Bellati, va liberato l'archivio con 12.000 faldoni. Lattebusche, fatturato da 116 milioni, resa del latte a 49,2 euro per ettolitro. Il 2021 chiuso con risultati lusinghieri, con un ultimo trimestre record. Il grana padano si conferma il prodotto trainante. Il direttore Bortoli, la crescita del latte bio ci aiuta a supportare l'attività delle stalle in quota. Un depuratore da 4 milioni, altro passo per la sostenibilità. Questo l'ultimo investimento. E sempre per quanto riguarda Lattebusche e il comparto del latte, un 2022 pieno di dubbi, stalle a rischio chiusura. Il grido d'allarme del consigliere Germano De Bortoli. Chi resisterà un anno? I maggiori costi finora si sono trasferiti solo marginalmente al consumatore finale. Pan, assessore regionale, attualmente il problema più grande è la poca liquidità, servono soldi a fondo perduto per tenere aperte le aziende. L'aumento del capitale sociale, il presidente della Lattebusche De Cet, un gesto di prudenza. Pedavena, cooperativa di consumo, riapertura al pubblico per la fine di maggio. I lavori di ristrutturazione degli spazi sono un po' in ritardo. De Lunardi tornerà la gestione diretta del negozio. Rally della Valbelluna senza piano per la sicurezza, le criticità segnalate già il 1 aprile. Il prefetto Savastano, nulla contro la manifestazione, se si risolvono le carenze potrà essere fatta. Limana, rifiuti, parte la tariffa puntuale. Chi sfora dovrà pagare di più. La Giunta ha fissato le tariffe e il numero base di conferimenti già inclusi. Bonus sulla bolletta a chi ospita in casa i profughi. Visite alla diga del Vajont, la stagione riparte da Pasqua. Dopo 2 anni di incertezze la programmazione torna all'assetto tradizionale. Fino a maggio coronamento aperto alla domenica, poi da giugno anche al sabato. Tambre torna la Via Crucis rappresentata dal vivo nelle strade del paese.
Val di Zoldo, il prefetto, la 251 apre lunedì, sensori sul masso ciclopico. In corso il montaggio delle barriere paraschegge per fermare i sassi più piccoli. Subito al via la fase 2 per le opere paramassi, servono 15 milioni di euro. Indagini sull'infortunio mortale capitato in un bosco sopra Gosaldo, la strada provinciale 3 chiusa del tutto al transito. Ed eccoci a Cortina. Pompanil Bortel, c'è un ex pilota Italia che si candida sindaco per far volare Cortina. Ex bobbista sostiene convinto i giochi e il rifancimento della pista di bob, ma se perdo non farò un'opposizione becera, serve compattezza. Cortina Banca 2021 archiviato con un utile di quasi 1,8 milioni. Dopo Cortina, ecco San Vito, il cinepanettone cambia casa. Dal 30 maggio le riprese di Improvvisamente Natale, tra i protagonisti del film Abbatantuono e Frassica. Da venerdì 15 a Pieve di Cadore in piazza riapre l'agrimercato di Campagna Amica. Passaggi ferroviari, doppio intervento a Rivalgo e Termine. Siamo in comune di Ospitale di Cadore. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.